Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati sull'informazione con friulitv.net. Apriamo subito con una notizia di servizio perché la galleria di Montebello a Trieste è ancora chiusa. Le linee bus che normalmente vi transitano sono state deviate in entrambi i sensi su via Molino e Avvento. Di conseguenza il traffico in strada di Fiume, via dell'Istria e limitrofe ne sta risentendo. Dunque massima attenzione per gli amici di Trieste che, ripetiamo, galleria di Montebello chiusa al traffico, è ancora chiusa, dunque deviazioni da seguire secondo la segnaletica stradale, chiaramente intasamento continuo. Adesso parliamo del discorso dei vaccini per quanto riguarda il Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, perché continuano le novità per quanto riguarda i non vaccinati nel campo sanitario. In arrivo 600 lettere di sospensione per altrettanti operatori sanitari che operano nell'ambito dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. La notizia è stata battuta questa mattina nella pagina web del quotidiano Il Piccolo. Azioni disciplinari in vista anche per altri 40 operatori della Venezia Giulia in servizio in strutture private o in pensione. Tra l'altro, anticipa sempre il quotidiano di Trieste, che in Friuli senza copertura vaccinaria, pensate, ci sono 1064 operatori. Dunque avremo novità probabilmente anche dall'azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale. E adesso cambiamo argomento perché, restando sempre chiaramente in tema per quanto riguarda il discorso del vaccino, perché tanta confusione al confine tra Italia e Slovenia a causa di nuove disposizioni entrate in vigore in tema Covid-19 dalla mezzanotte di ieri, come sapete, nella ex Repubblica Jugoslava. Il governo di Lubiana ha dato precise disposizioni per tutti coloro che entrano in Slovenia per lavoro, turismo, semplice shopping transfrontaliero oppure solo di passaggio verso altri stati. Segnatevi bene, aprite le orecchie. Green Pass, tampone negativo e seconda dose di vaccino eseguita. In caso contrario, se colto in fallo, scatta la quarantena obbligatoria a proprie spese, chiaramente. Al momento si segnalano solo controlli di routine di polizia di frontiera sul versante occidentale verso dalla Slovenia da parte delle forze dell'ordine del bel paese durante i pattugliamenti visti con l'esercito nei pressi dei dismessi valichi di confine tra i due stati. Dunque massima attenzione, se dovete passare o andare in Slovenia, mi raccomando, Green Pass, vaccino al seguito con seconda dose operata all'interno del proprio corpo e soprattutto tampone deve essere negativo, altrimenti farete un po' di soggiorno obbligatorio nella ex Repubblica Jugoslava e a questo punto preparatevi, chi vuole fare il furbo si prepari il portafoglio abbastanza gonfio perché gli costerà abbastanza caro. Adesso cambiamo argomento e parliamo per quanto riguarda i lavori sulla A4, perché ci sono importanti novità anche in questo caso, per dire che dalle 21 di sabato 17 luglio alle 6 di domenica 18 luglio, chiuso il tratto Portogruaro-Latisana in entrambe le direzioni, chiusa l'entrata di Portogruaro per chi prende l'autostrada in direzione Trieste-Udine, chiusa l'entrata di Latisana in direzione Venezia. Chiaramente anche in questo caso seguire le indicazioni stradali poste lungo il percorso per l'alternativa di percorso. Adesso cambiamo argomento e andiamo a Trieste per una bella iniziativa.
locali, la qualità delle proposte progettuali presentate dai comuni montani del Friuli Venezia Giulia nell'ambito della concentrazione è molto elevata. Ora la priorità è individuare quelli rapidamente cantierabili per realizzare opere necessarie alle nostre comunità. Data la validità e la concretezza dei progetti delle amministrazioni locali, l'auspicio è di poter ampliare la rosa delle iniziative realizzabili anche attraverso ulteriori fonti di finanziamento come le risorse europee. E questo è il messaggio lanciato dall'assessore regionale all'autonomia locale e sicurezza per Paolo Roberti durante l'incontro che si è svolto con i sindaci e i rappresentanti dei comuni aderenti alla comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale, tra i quali Resia, Malborghetto Valbruna, Pontebba, Dogna, Moggio Udinese, Resiuta e Tarvisio. L'assessore ha quindi evidenziato che per la prima volta è stato deciso di riservare alle comunità montane il 25% delle risorse destinate alla concentrazione, ovvero circa 40 milioni di euro. Inoltre, attraverso Promoturismo FVG sono stati effettuati investimenti importanti sugli impianti di risalita. Nello specifico di quest'area, la ciclabile Alpe Adria, per la quale la comunità ha richiesto un intervento, rappresenta un'opportunità importante per lo sviluppo del turismo lento, che in questi anni ha visto una crescita esponenziale. E prima di concludere parliamo come sempre del nostro gruppo per quanto riguarda le iniziative in corso. Bene, tutto per quanto riguarda questa edizione di Linea Mattina. Vi diamo appuntamento intorno alle 12:15 per uno speciale di Friuli TV dedicato al mondo immobiliare. Avremo collegato con noi il presidente regionale della FIAIP Friuli Venezia Giulia, Leonardo Piccoli. Dunque, appuntamento per chi ci vuole vedere in diretta alle 12:15 su questa stessa rete. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.